Ciao a tutti, come il 25 aprile, anche in quel primo match, se chi conta il tricolore di bretelle della cravatta, per farsi auguri, per pensare un ciccinin per riflettere su questa festività. Ovviamente ne hanno parlato tutti oggi, purtroppo ancora dovendo constatare delle morti sul lavoro e qui avete sentito le notizie, quindi non mi dilungo a ripetere cose già note dai notiziari, dai telegiornali, eccetera, e quindi anche le considerazioni in merito che sono scontate sul fatto che occorre più sicurezza sul lavoro, è fin troppo ovvio. Quindi auguri a tutti quelli che lavorano e affinché quelli che non lavorano possano trovare un lavoro dignitoso. Alle un po' di tempo che mettevi noi insieme un po' anche i Sant e pensando sia alla festa del lavoro di oggi, al collegamento con le altre feste civili, cioè il 25 aprile e il 2 giugno che arriverà poi, e la scadenza fra poco delle elezioni europee e anche amministrative, perché ci sono anche comuni in cui si voterà, tutta sta roba che insema, però mi fa fare un collegamento con i santi di questi giorni. Vabbè, in che San Giuseppe Laurador, San Giuseppe, che sappiamo è festeggiato il 19 marzo, però in quanto lavoratore che insegnò anche a Gesù a lavorare, a fare il lavoro manuale, quindi con Maria, insomma, che vissero a Nazareth per tanti anni lavorando come persone, diciamo così, normali, come tutti gli altri. Ma in quello è anche San Riccardo Pampuri, medico di Trivozio, in provincia di Pavia. Ieri si ricordavano anche altri due santi importanti, uno San Pio V, Papa riformatore che applicò il Concilio di Trento e famoso per aver promosso la Lega Santa che raccolse la flotta che sconfisse quella turca a Lepanto. San Giuseppe Benedetto Cottolengo, un grande santo sociale insieme agli altri grandi santi cosiddetti sociali dell'Ottocento, che si dedicò alle persone con disabilità, le più sofferenti, e prima ancora l'altra era Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa. Ecco, mi viene in me che ha fatto i collegamenti che proprio per quel che credete di pregare e comunque per tutti da impegnarsi, perché i prossime elezioni si fa proprio con la crapa, con la mente, per fare un'Europa davvero in sui valori e non mica domani sui danè. Quindi i santi sociali, i santi che hanno praticato l'assistenza, la cura per i più poveri, i santi lavoratori, i santi che hanno preso anche decisioni politiche importanti per salvaguardare l'unità sia della Chiesa ma anche dei popoli e la pace, la concordia fra i popoli. Tutte queste riflessioni dovrebbero portarci anche, penso io, è una mia riflessione, anche a pensare di votare con che criteri chi. Ora è chiaro che tutti dicono che difendono il lavoro, tutti dicono che vogliono difendere le persone bisognose, chi è che non lo direbbe? Però cerchiamo di, diciamo così, secondo me, di andare a vedere nei programmi, nelle persone, nella credibilità delle persone, in quello che hanno fatto, in quello che propongono, quali sono le proposte che vengono fatte, affinché appunto si possano avere poi delle soluzioni giuste e corrette per tutti. Con queste riflessioni ne farò una colina d'altra in di prossimi dì. Se saluto, vi auguro a tutti un buon mese di maggio, che anche il mese della Madonna, insieme comincia anche i rosari, anzi al mese di maggio che anche la festa della Madonna di Fatima, che poi ricorderemo più avanti, e quella di Caravas, che ricorderemo più avanti. Insomma, un buon mese di maggio a tutti. Ciao ciao!